Come avete sentito in questi giorni si stanno svendendo proclami di efficienza, detto fatto, in realtà non si è fatto niente e siamo qui in questo luogo che è il simbolo del non far niente, delle promesse vendute a buon mercato da Letta, Lupi, Cappellacci, da centro-sinistra e centro-destra che hanno imbrogliato questo territorio, hanno fatto scampagnate dopo qualche giorno l'alluvione promettendo interventi immediati, cantieri aperti il giorno dopo l'alluvione. In realtà questo è il simbolo, ma gireremo tutte le aree che sono collegate su questo fronte. Questa è un'arteria principale, la 125, in qualsiasi altra parte d'Italia e d'Europa. Di fronte a una tragedia di questa portata si inizia a lavorare il giorno dopo per ripristinare i collegamenti. Noi non siamo il terzo mondo, ci stanno trattando da terzo mondo, quindi credo che sia assolutamente necessario denunciare questo stato di cose e non potranno dire che questa è un'alluvione grave per cui l'intervento è oneroso, difficile e complesso, perché noi abbiamo di fronte, e il parallelo che io vorrei fare è tra questa strada alluvionata dove bisognava intervenire giorno e notte, lavorando giorno e notte per ripristinare l'arteria fondamentale di questa orientale sarda, con la 131. 23 chilometri che da 8 anni sono in fase di realizzazione, cioè l'inefficienza, l'incapacità dello Stato e della Regione. E quando cito la Regione lo cito con cognizione di causa perché nessuno si lavi le mani. La Regione è commissario governativo per questo intervento, il Presidente della Regione è commissario governativo e sulla stessa partita dell'ANAS per quanto riguarda la 131 la Regione può intervenire in quanto è soggetto controllore di tutto ciò che succede nel proprio territorio regionale.